Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Una fase di maltempo insiste proprio questo weekend sulle regioni settentrionali, ma anche sulla Sardegna e poi sulle regioni meridionali. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio. Intanto vi ricordo che il clima si manterrà nel complesso mite al nord, sulle regioni settentrionali. Lunedì, pensate, toccheremo anche valori fino a 19 gradi, specie al nord-ovest, sulla Val Padana, anche fino a 20 gradi sulla Toscana, e vedete come questo minimo depressionario nella giornata di sabato continuerà a portare questa fase di maltempo con precipitazioni più ingerenti e intense sul Piemonte, con abbondanti nevicate attorno ai 1200 metri di quota sulle Alpi e poi anche sulla Sardegna. Le regioni che insisteranno poi nella fase di domenica saranno sempre quelle del nord-ovest, dove andrà attenuandosi poi la instabilità nel corso del pomeriggio, e questo minimo depressionario si sposterà proprio verso la Sicilia e sulla Calabria, dove qui avremo precipitazioni intense, qualche locale rovescio anche sull'Appennino emiliano e sul comparto del basso Adriatico. Qui avremo un calo delle temperature, come vedete questa è la grafica delle precipitazioni totali attese proprio in questi settori, con alcuni temporali che si andranno a riversare anche localmente sulla Sicilia. E come vedete poi il minimo depressionario nella giornata di lunedì porterà con sé una fase molto più instabile sulle regioni meridionali. Scenderà anche un fronte rapido da nord sulle regioni del nord-est, portando soprattutto sul Friuli dei rovesci e temporali, con dato anche un aumento dell'energia in quota, quindi un'attività convettiva con rapidi rovesci e qualche locale temporale possibile, grandini di piccole dimensioni su tali settori e sul comparto, vedete, delle coste adriatiche, mentre il minimo depressionario, vedete, porterà all'azione di forti temporali proprio sulla Puglia e sul resto delle regioni meridionali, eccetto invece sulla Sicilia, dove avremo solo locali piovaschi. Migliorerà anche sulla Sardegna e il minimo si andrà ad addossare proprio sulla Sicilia, specie settentrionale. Poi, come vedete, porteranno una nuova fase di maltempo che continuerà sempre sulle regioni meridionali e sul comparto quindi del medio-basso Adriatico, mentre al nord torna una fase un po' più bella, stabile, di bel tempo, però con aumento della nuvolosità nel corso della serata di martedì. Come vedete, queste le precipitazioni, questa è ancora la fase instabile presente, con dei nubifragi possibili localmente proprio sulla costa del basso Adriatico e ovviamente sul resto dell'Appennino meridionale. Qui ricordiamo che sull'Appennino meridionale la quota neve sarà attorno ai 1800 metri di quota. Comunque le abbondanti nevicate anche qui si potranno verificare, con accumuli oltre i 20 cm, oltre i 2000 metri, e con l'anomalia delle temperature che, come vedete, riscontreremo per quanto riguarda la giornata di martedì, soprattutto ove piovoso, quindi vedete tutto quanto il comparto meridionale che risentirà quindi di temperature sotto la media, altrove invece in media col periodo. Questo avremo poi la giornata di mercoledì, un rapido fronte da est verso ovest spingerà proprio a causa di questo nocciolo depressionario sul Mediterraneo orientale, e che porterà quindi questo rapido passaggio di brevi isolati piovaschi dalle regioni del nord-est fino a quelle dell'estremo nord-ovest. La fase stabile, comunque, come potete vedere, sarà l'anomalia dovuta a questa estensione del campo anticiclonico su tutta quanta l'Europa centrale, e andrà in parte influenzando anche nei giorni successivi il nord Italia, portando quindi temperature che comunque saranno in media col periodo, generalmente invece sopra la media sempre sulle regioni del centro e del nord Europa, dove qui riscontriamo un'anomalia termica significativa. Come potete vedere, nei prossimi giorni godremo quindi di un passaggio da temperature che, dovute alle piogge, saranno nel complesso leggermente sotto la media stagionale, e sotto anche un rinforzo dell'anticiclone africano proprio sulla Spagna e sulla Francia centro-occidentale. Questo quindi godremo nel corso proprio della settimana, con questa anomalia dei cicloni mediterranei che continueranno ad agire su questi settori. Spingerà invece aria fresca da est, e quindi godremo quindi di un clima nel complesso gradevole dappertutto, se non appunto più piovoso sulle regioni meridionali. Avremo modo di riparlarne, anche perché l'estensione di questa circolazione mediterranea instabile porterà quindi sempre questa anomalia anticiclonica sugli stati del centro e del nord Europa. Vedremo le anomalie nel corso dei prossimi giorni e la tendenza anche per la fine del mese. Rimani come sempre aggiornato.